Eliminare il parcheggio all'ex patinodromo per riportare questa parte delle mura di Treviso come le aveva progettate Fra Giocondo. Con il vincolo monumentale è questo uno degli obiettivi dichiarati oggi da Italia Nostra nell'incontro con le altre associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione dello storico terrapieno realizzato a difesa della città. Passo successivo dopo lo stop chiesto ed ottenuto da Casugana al progetto di un parcheggio interrato proprio sotto le mura. Sembra un sogno ambizioso, però 4 anni fa lo era anche evitare la realizzazione del parcheggio e anche trovare dei fondi europei per iniziare il restauro. 6 milioni di euro anche per concretizzare il ripristino del canale difensivo e di un'area golenale come la vicina Isola del Paradiso al posto di questo edificio e delle piazzole di sosta tutt'attorno. Per l'amministrazione comunale tutt'altro che un sogno. Non è solo percorribile, la stiamo facendo in accordo con la società che ha vinto il project financing e quindi non si tratta di una eliminazione ma uno spostamento di quel parcheggio sul sito di origine, cioè Piazza Vittoria. Ma non sarà solo questo l'intervento previsto per le mura, con passaggi e tempi ben precisi. Noi stiamo facendo il bando di progettazione che a fine anno o al massimo ai primi di gennaio vedrà il vincitore, poi verso metà dell'anno prossimo avremo il progetto definitivo, pensiamo con un appalto integrato per finire i lavori nel 2026 come vuole il PNRR nel marzo 2026.